Io credo che il fatto che gli imprenditori siano costretti a scendere in piazza la dica tutta sul livello di esasperazione che la piccola impresa sta subendo in questi ultimi anni. Credo che sia necessario un cambio di passo, credo che l'abbiamo detto tutti, da Confindustria al mondo della piccola e media impresa, un cambio di passo che si debba concretizzare con proposte che ridiano slancio ai consumi interni, che tagli il costo del lavoro. Ovviamente questo deve passare attraverso i tagli dei costi della politica, della burocrazia, di una moralizzazione generale, ivi compresa l'evasione fiscale. Io credo che questo sia possibile, anche perché altrimenti non so come il governo possa pensare di porre rispetto a quanto affermato qualche anno fa rispetto al Fiscal Compact, che prevede un rientro di 20 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni del debito pubblico. Quindi o hanno i mezzi per rispettare questi impegni, oppure ci può essere anche la possibilità di non rispettare quel famoso 3% e quindi dare slancio di nuovo alla nostra economia. Le motivazioni sono tante, direi una su tutte è che far capire che le imprese non ce la fanno proprio più, che bisogna velocemente agire su più leve e soprattutto credo quello di fargli capire che è finito, come dire, si è rotto definitivamente un patto sociale che almeno negli ultimi 20 anni, anche a fronte di più crisi, comunque aveva tenuto saldo il rapporto tra Stato e imprese. Oggi questo non è più possibile e noi lo faremo sentire con forza. Ci auguriamo di riuscire a far comprendere quanto siamo veramente ben oltre la zona Cesarini. Questo è quello che ci aspettiamo, che non venga sottovalutata una situazione che sta diventando decisamente insostenibile.